Al via gli esami di Stato, mercoledì 21 giugno nelle scuole italiane si riprendono le prove normalmente dopo la pausa dovuta al Covid-19, 2 le prove scritte previste e un colloquio. In queste ore si stanno insediando le varie commissioni d'Italia nei vari istituti. Sede di esami, stamani siamo stati presso l'Istituto Sciascia di Agrigento, diretto dalla dirigente scolastica Milena Siracusa. Sì, siamo alla partenza dell'esame di Stato anno scolastico 2022-2023 che ritorna nella sua normalità, quindi tornano le commissioni miste. Questa mattina abbiamo accolto i presidenti di commissione nominati con i commissari esterni, abbiamo consegnato quanto necessario come documentazione e materiale per i loro lavori in un clima di grande serenità, ma conosciamo anche la competenza professionale di coloro che accompagneranno i nostri studenti che da mercoledì affronteranno prima le prove scritte, le 2 prove scritte, poi il colloquio orale. Un momento certamente di grande valenza simbolica che ricordiamo tutti per averlo vissuto con grande emozione, anche con un pizzico di paura. Ci auguriamo che l'esame venga affrontato seriamente, che ciascuno dei ragazzi possa dare il meglio, come certamente farà, e che si porti dietro il ricordo di un esame importante per tutte le caratteristiche che questo esame porta con sé. Siamo con il professor Vito Ferrandelli, oggi qui all'Istituto Sciascia come presidente della commissione di esami che inizieranno mercoledì. È un esame importante questo di quest'anno perché si riprende normalmente dopo la pausa del Covid. Sì, assolutamente, ritorniamo alla normalità con le 2 prove scritte, ci sarà anche la presenza dei commissari esterni. E avremo il compito importante di creare le condizioni idonee, ideali, per dare la possibilità ai candidati, a questi studenti, di esprimere il meglio di loro stessi. Per cui appunto staremo molto attenti alle procedure, ma avremo una grande attenzione anche per creare questo clima di serenità e di tranquillità ai ragazzi, appunto, che stanno vivendo un importante momento del loro percorso di studi, ma anche sicuramente un momento importante della loro. L'esame si svolgerà in 3 giorni con diverse prove, scritte e orali. Sì, avremo il primo giorno la prova di italiano che è comune a tutte le scuole, mentre il secondo giorno sarà dedicato alla prova scritta specifica di ogni indirizzo. E avremo poi il momento appunto dedicato al colloquio orale dove i ragazzi appunto potranno esprimere progettualità, attività, insomma iniziative che hanno affrontato e svolto nel corso dell'anno scolastico e nel corso di tutto il ciclo di studi appunto che hanno affrontato. Sarà un esame importante per i ragazzi perché affronteranno la vita del futuro. Non c'è dubbio, è un momento che segnerà la loro vita, che ha segnato la vita di tutti noi, lo ricorderemo sempre e sarà appunto un momento che segnerà una fase di crescita importante della loro vita.